Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è sabato 30 gennaio 2021, siamo un po' in ritardo ma sono successe molte cose anche nelle ultime ore. Ieri sera le abbiamo approfondite un po' a Ring per sottolineare questa strana, pazza giornata di una crisi ancora più pazza per quanto riguarda il governo, perché ieri è successo molto, adesso ne parliamo, insomma riprendiamo un po' tutte le posizioni. Oggi ci sono molte interviste su tutti i quotidiani. È chiaro che le aperture un po' di tutti sono dedicate a questo mandato esplorativo affidato a Roberto Fico, ciao Gabriele, a Roberto Fico, che deve trovare una maggioranza, di fatto trovare un premier o trovare una maggioranza, e questo è già un dato molto carino da analizzare in questa prima parte. Ma soprattutto qual è una delle notizie che non speravamo forse, perché anche lo stesso presidente Federica l'altra sera in un'intervista a Ring aveva detto: ragazzi, purtroppo quando si diventa arancioni si resta 3 settimane, e quindi è difficile, molto pur avendo numeri gialli da più di 10 giorni, che si torni giallo. Invece è successo, quindi non solo il Veneto, che era un po' scontato, ma anche, ciao Daniela, anche il Friuli Venezia Giulia diventa giallo. Da quando? E adesso, prima del macello della politica, vi racconto una chicca che è pazzesca, e purtroppo è così tutte le volte. Quindi tutti gialli, tranne dov'è? Tranne Sardegna, Sicilia, Puglia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano, che invece sono arancioni, quindi non c'è più nessuno rosso, alla faccia dell'Europa, insomma, che guarda dati vecchi, che valuta ancora la percentuale di tamponi, non valuta la percentuale di tamponi, scusate, ma di positivi trovati, e quindi in base a quello sembra che siamo in condizioni peggiori rispetto alla realtà. Bene, cosa succede? Prima della crisi del governo c'è la crisi dei colori, come tutte le volte. Che bello, finalmente diventiamo gialli. Sì, e speriamo appunto di restarci, anche perché se Crisanti dice che dovremmo indossare la mascherina per anni, non dovremmo goderci l'estate, tante cose, almeno c'è qualche illuminato nelle ultime ore che dice, come si chiamano, i virologi, che dice assolutamente invece procediamo con la vaccinazione e lasciamo l'economia libera. La questione, cosa dice Gabriele, del nuovo colore bianco e del giallo rinforzato? Allora, il tema è che, come ogni volta, appena arriva la notizia dei colori delle regioni, tutti titolano, citando l'ANSA o citando le fonti del Ministero, che si diventa del nuovo colore da domenica. Quindi, per ore, dalle 18, 18:15, eravamo in diretta analizzando un po' le consultazioni ieri pomeriggio con l'onorevole Walter Rizzetto, coordinatore di Fratelli d'Italia del Friuli Venezia Giulia. Eravamo in diretta proprio sulla nostra pagina quando è arrivato il momento dei colori. Speriamo che duri questo giallo, esattamente Daniela, questo è il tema, ma perché alla fin fine dalle 18:15, ripeto 18:30 mi pare, fino alle 20:23, quando esce l'ANSA, ufficialmente di fatto era caos, perché alcuni organi di informazione dicevano che si cambiava la regione da domenica, e altri dicevano che la nuova si tornava gialli o si diventava arancioni, quel che era, si tornava gialli da lunedì. Quindi chi diceva domenica e chi diceva lunedì, e come al solito non si capiva nulla, e come al solito abbiamo cercato di chiedere sia allo staff di Zaia che allo staff di Federica che cosa avessero capito loro. Risposta: stiamo aspettando da Roma, perché anche noi non abbiamo capito. E allora poi diventa, nelle prime dichiarazioni, per avvertire tutti che colore siamo gialli. Da quando? Da nuova ordinanza, da quando entrerà in vigore la nuova ordinanza. Quindi hanno utilizzato questa formula i governatori, perché non capivano nemmeno loro che cosa gli stesse dicendo Roma, e soprattutto da quando. Guardate che è una cosa pazzesca, ogni volta è così. Io immagino e spero che voi non ve ne siate accorti, perché il risultato qual è? Noi impazziamo, dobbiamo stare lì a cercare, trovare le nostre fonti, cercare di capire, perché non è chiaro nemmeno questo aspetto ogni volta. Guardate, saremo sicuramente anche un po' dei cialtroni come giornalisti, l'apertura del Corriere.it che dice domenica, poi dice da lunedì, Repubblica più o meno lo stesso, un totale macello. Fino a quando siamo gialli, Irina, fino alla prossima analisi bisogna capire un po'. Vi faccio vedere anche gli SMS intanto.
Il tema è che non può essere così ogni volta, tant'è che noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto, avendo le fonti dirette, al ministro Patuanelli, che grazie alla redazione di Trieste che ci ha aiutato, che ha chiamato Speranza, cioè il ministro Patuanelli chiama Speranza, il quale Speranza dice a Patuanelli: guarda che è da lunedì, Patuanelli lo dice a noi lo diciamo a tutti, il risultato è da lunedì. Però capite che se era per questo macello totale solito noi dovevamo aspettare l'ANSA delle 20:23 per avere una chiarezza maggiore, e noi eravamo in onda alle 19:30 con i nostri telegiornali, in Veneto anche prima. Però il problema è che era una notizia il fatto che il Friuli Giulia diventasse giallo, perché non ce lo aspettavamo e quindi dovevamo essere certi e dire da quando, perché tutti i telespettatori ce lo chiedevano. Quindi alle 7:30 siamo andati in onda col caos totale, per poi ammettere che non era chiaro e chiudere per fortuna entro le 20, ben prima della notizia ufficiale, dicendo ai nostri telespettatori cosa sarebbe successo. Bene, questo è il quadro. Andrea, scegliere Fico con un incarico esplorativo vuol dire arrivare ad un governo istituzionale con una nuova figura. Movimento 5 Stelle Renzi non accadrà. Se così fosse, Di Battista lascerebbe. Certo, bisogna vedere poi davvero che peso ha Di Battista, adesso ne parliamo. Togliete i pastelli a questi criminali, basta con queste restrizioni. Lunedì perché il Sciura Speranza non aveva fatto in tempo a firmare, no comment. Cosa dice ancora Gabriele? Bianco, giallo, rinforzato, arancio, rosso, rosso scuro, colore europeo, questi sono i colori. Bene, allora, sì, noi stiamo impazzendo. La politica in questo momento è un gioco di poltrone, in pelle ovviamente la nostra. Allora, questi sono un po' di commenti. Intanto voglio ricordarvi che le aperture ovviamente sono tutte dedicate oggi ai quotidiani, per quanto riguarda i quotidiani, ovviamente all'incarico di Fico, con molte interviste, però insomma torniamo un po' all'analisi della giornata di ieri, con Mattarella che dice che assume un'iniziativa, nell'arco di Brescia aspettavamo che ci dicesse quale iniziativa, ma lascia i microfoni, torna nelle sue stanze e arrivano poi a comunicarci che è Fico convocato in appena 20 minuti. Già sapeva, ma insomma è arrivato lì, e ora lui cosa deve fare? Cosa deve cercare? Con chi? Il risultato lo vedete un po' anche nell'analisi dei quotidiani oggi, perché il tema è che deve cercare una maggioranza o deve cercare di preservare Conte, perché nel contempo si spaccano i grillini. Perché si spaccano i grillini? Perché per quell'ultima frase, perché ieri sono importanti come sempre nella politica un po' le sfumature, le ultime frasi, le mezze frasi, quello che si lascia intendere quando Salvini prima, ma dopo Crimi, questo è importante, dice: Crimi, delegazione del Movimento 5 Stelle, bisogna ripartire dalle forze di maggioranza. E chi c'è in maggioranza? Anche Renzi. E quindi questo è l'inaffabile Renzi, non potremo mai più far nulla con Renzi, non se ne parla più di Renzi, ripartono con Renzi, e nel ripartire con Renzi danno a lui con questa frase il segnale che Renzi aspettava per essere ancora determinante, quindi decidere del futuro di questa futura maggioranza, se arriverà mai. E allora che succede? I più ortodossi dei grillini, il Di Battista fuori Parlamento, comincia a dire: ma come, abbiamo cambiato idea ancora una volta, cioè con l'accoltellatore ci mettiamo, e quindi è Di Battista che accoltella il Movimento 5 Stelle. Ma non è l'unico, perché poi c'è la Lezzi, che sarebbero quelli teleguidati di cui abbiamo parlato ieri proprio da Di Battista, c'è Toninelli, c'è Morra, il quale Morra dice in un'intervista: valuterò se restare in questo gruppo. Quindi, insomma, rischia Di Battista, nel momento in cui si tappa un buco se ne apra un'altra falla, perché se cercano i responsabili, non li trovano, ne trovano alcuni, cercano adesso con Fico una nuova maggioranza, cercano di rifare la maggioranza di prima, ma perdono 10 parlamentari perché seguono una linea Di Battista che è fuori dal Parlamento. Il risultato è che non cambia assolutamente nulla. Lucia, buongiorno. Che cosa dice invece Simone? Mastella e moglie non sanno più che fare, ci prendono Vecioran, ci prendono sempre per i fondelli, noi zitti, accettare sempre tutto. È stato domenica questa volta e da lunedì, così gli fregano un'altra domenica, ristoranti, quant'altro, e anche noi quando è che ci svegliamo? Sì, è vero, perché ovviamente i ristoratori magari speravano di poter aprire domani, saremmo andati un po' tutti, magari chi aveva voglia di aiutare qualche imprenditore, andare a mangiare, a godersi un po' di
semi-normalità, insomma, no? E ricordiamoci che da quanto tempo sono chiusi e comunque anche se sono aperti fanno poca cosa. Volevo solo dirvi un paio di flash. La Carfagna oggi dice che il centrodestra deve mollare l'Aventino, quindi questo isolamento, e insieme a Toti in questo gruppo Cambiamo, ex Forza Italia, dice stop all'isolamento e sia un governo Draghi. Cominciano di nuovo a insistere con questo nome, mentre di Renzi che attacca dopo la bomba Dibba, no? Il Dibba che dice allora se abbiamo cambiato no, io non ci sto, no? E torniamo con Renzi, abbiamo detto di no. Renzi sull'Arabia Saudita cosa dice? Quanti giorni è che ne parliamo qui? Ancora non era sui giornali. Bene, va in Arabia Saudita, parla col principe Bin Suleiman, come si chiama? Bin Salman, e forse tra l'altro legato alla morte di Khashoggi, ma insomma sto Bin Salman gli dà 80.000 euro all'anno per partecipare a queste conferenze, ma lui è un senatore, va lì, dice quello che dice. Il risultato vuole chiarire questo aspetto quando tutte le polemiche dopo la crisi. Questo l'ha detto anche Di Maio quando ieri mattina è esploso il caso delle armi che l'Italia sta vendendo all'Arabia Saudita, il caso di Renzi, e quindi gli attacchi di alcuni parlamentari, le interrogazioni che alcuni parlamentari 5 Stelle vogliono fare per chiarire l'aspetto di Renzi, come mai prende questi soldi, cosa fa, perché lo fa da parlamentare, venga a chiarire come mai ha quello stipendio, tutte queste cose di cui non vogliono parlare perché Di Maio a un certo punto dice fermi tutti e le armi non si vendono più all'Arabia Saudita. È il momento in cui dobbiamo rispettare il lavoro di Mattarella. Benissimo, una presa di posizione diciamo di gran pacere perché cerca di mettere a tacere tutti i conflitti, però cosa c'è dietro questo ragionamento? È l'importante stare tutti zitti per arrivare all'obiettivo, le polemiche dopo, le divisioni dopo e i confronti dopo. Ma allora c'è un'unità di intenti o no? Quei temi ci sono o non ci sono? È giusto che noi sappiamo perché Renzi pagato da senatore va a prendersi 80.000 euro là o no? E le armi sono da vendere o no all'Arabia Saudita? Cioè perché dobbiamo rinviare tutto dopo la crisi? L'importante è che si faccia un governo con questa maggioranza e dopo risolviamo tutte le questioni. Renzi dice ne parliamo, sono pronto davanti ai giornalisti dopo la crisi, quindi forse non sono cose che abbiamo diritto di sapere adesso. Cosa dice Stefano Di Battista? Fatti sentire, lascia questo movimento di pagliacci, sono di destra ma ti ammiro per la tua coerenza, i trolley sono già pronti da giorni. Aldo, cambiare tanto per non cambiare nulla, indecoroso Giuseppe Bond, mai dire mai, gatto pardesco. Aldo, sapete cosa? Io penso da sempre che Di Battista avrebbe dovuto fare il capo del Movimento 5 Stelle perché l'avrebbero sperimentato, visto che faceva un po' il solone, il saggio, toppandone ognuna di queste dal documentario ad altre, insomma, e allora avrebbe dovuto fare il capo un po' ribelle del Movimento 5 Stelle e avrebbe portato forse altri voti anche al Movimento 5 Stelle, era l'unica soluzione per loro, mentre Di Maio faceva la parte di quello governativo. Mattarella non vuole stabilità e questo caos cosa sarebbe? Bisogna vedere che cosa ne esce da martedì. Tempo fino a martedì. Stefano, dittatura assoluta, no dai, non sono 80.000 euro anche l'uso del jet privato, certo, questo è a disposizione del board di questa fondazione, dice Gabriele. Rina, ma se lo avesse fatto la destra tutto sto casino? Bravissima. Il problema è che ci sono sempre due pesi e due misure, lo ha detto tra l'altro anche l'altra sera il direttore del piccolo Monestieri che era nostro ospite a Ringhi. Immaginatevi se fosse stato il centro-sinistra a fare tutto questo, e invece noi abbiamo adesso Salvini che guidando la delegazione dei 13 centrodestra dice alla fine va bene, elezioni subito, il governo di vanità, litigi, avete peggiorato le nostre condizioni le condizioni del paese, tutto il resto. Alla fine c'è quell'ultima frase in cui Salvini dice valuteremo rispettosamente, se non c'è questa disponibilità, questa intenzione di andare al voto, valuteremo rispettosamente quello che Mattarella ci dirà. E cosa c'è quindi in questa ultima frase detta da Salvini in accordo con tutto il centrodestra dopo le consultazioni? Che se arriva una proposta per un governo istituzionale, un governo del presidente, larga intesa o quel che è, probabilmente, era giusto anche per garbo istituzionale dirlo, il centrodestra lo valuterà. E però anche quando hanno fatto il nome di Casellati piuttosto per mandato esplorativo rispetto a Fico, evidentemente non ha avuto effetto, perché avete visto che il capo dello Stato
ha scelto Fico. Bene, forse sarebbe la Lady di Ferro a guidare un premier, un presidenza, diciamo un governo di larghe intese, con la Lady di Ferro Maria Elisabetta Alberti Casellati, cioè la Presidente del Senato. No, non è un'ipotesi? No, perché deve essere nel perimetro dell'ultimo governo. Deve essere esattamente come anni fa, quando Mattarella ha scelto il perimetro del centro-sinistra, diciamo di maggioranza Movimento 5 Stelle, per andare a vedere là, e chiamò Fico, esattamente come allora, e oggi si richiama Fico per andare a vedere una maggioranza, se c'è, da valutare nella maggioranza che fino ad adesso sosteneva il governo. Bene, due cose molto veloci sulla didattica a distanza. Intanto per il Veneto è importante, torna il tampone a scuola, il test a tutti nel momento in cui c'è un positivo in classe, quindi non come da ultime ordinanze, ricorderete che fu un caos per molte famiglie, cioè rilevato il caso, tutti a casa, e questo era un macello, in quarantena senza fare il tampone, perché era un caos per molte famiglie, che chiaramente si trovavano i ragazzi a casa, magari anche piccolini, e senza poterli gestire con facilità. Quindi c'è poi il tema della didattica a distanza, che qualcuno mi aveva detto e scritto l'altro giorno, ma non mi ricordo, ma più con Renzi sia Renzi in un giorno per una poltrona. Che tristezza, ricordando i vari almiranti a Berlinguer per i uomini politici, ancora si litiga, ho visto, per intitolare o meno una via ad Almirante a Verona. Diba è un figlio di un ex dirigente MSI, Anirbas, ormai ci sono più varianti di governi Conte che Covid. Ieri sera mi pare avessero detto che dai risultati Johnson & Johnson, arrivata ieri sera l'ANSA, mentre eravamo in onda Ring, copre anche le varianti sin qui note, così fanno sapere dalla Johnson & Johnson. Intanto arrivano meno vaccini AstraZeneca, ne parliamo tra pochissimo. Didattica al 50%, io vi faccio una domanda: quando a voi dicono si fa la didattica a scuola al 50%, cosa pensate? Cioè, io voglio sapere, didattica al 50%, si ricomincia da lunedì, cosa vuol dire secondo voi? Io immagino che la classe, tutte le classi vanno e ogni classe è al 50%. No! C'è anche un'opzione B, diciamo, una variante. Cioè, qual è la variante della DAD? Che l'istituto può decidere che si fa il 50% delle classi, cioè la classe prima B, la seconda C, la terza quel che l'è, vanno tutte intere in classe, gli altri no, cioè se sono 6 classi, ipotizziamo, 3 vanno intere e 3 no. Quindi non è solo all'interno della stessa classe il 50%, è anche all'interno del monte classi, definiamo così, il 50% delle classi. Infatti un genitore l'altro giorno mi aveva scritto preoccupato dicendo: ma scusi, ma com'è possibile, Avarino, vanno in classe tutti quanti da mio figlio, perché la sua classe è una di quelle che rientra del 50%, quindi la variante, diciamo, e tant'è che alcuni appunto hanno scritto, mi pare genitori e presidi non solo, hanno scritto al governatore Zaia per cercare di prendere una linea su questo. Ora arriviamo alla Corte d'Appello e poi alla vaccini. Questa crisi non finirà mai, gira e gira sempre loro, e più si muovono peggio va, ma non si vergognano verso il resto del mondo. Ma come possiamo pensare che qualcuno consideri da vergognarsi essere italiani? No, non ci vergogneremo mai di essere italiani, dai. Adesso c'è solo il Covid. Cosa c'è sotto? Qualcosa, ma non mi pare proprio, anche perché tra l'altro c'è solo la crisi di governo, mi pare di capire, almeno nelle ultime settimane, no? Sono tutti fuori di testa, scrive Maria Giovanna. Dunque, la Corte d'Appello, oggi abbiamo trasmesso in diretta l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma attenzione perché c'è un passaggio molto importante. Che cosa ha detto la Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Marini, parlo di Antena 3 in questo caso, abbiamo trasmesso in diretta, e diceva che il Covid è stato come uno tsunami, ha cancellato, di fatto ha rinviato 37.000 udienze, il 98% delle cause civili sono state rinviate nella prima fase di questo Covid. Ma attenzione a quello che dice la Presidente Marini della Corte d'Appello di Venezia: dopo Palamara nulla è cambiato. Cioè, dopo gli scandali, le indagini, o il libro inchiesta, il caso Palamara, il tema delle nomine pilotate dei magistrati, i favori, le correnti, cosa è cambiato? Dice la Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Marini: nulla.
nulla, alla faccia ovviamente nostra, e propone le sue riforme, il presorteggio, le valutazioni vere dei magistrati, valutare il lavoro e non i compiti fuori ruolo, insomma, ma nulla è cambiato, avete capito? Il caso Palamara, la magistratura e tutto quello di cui abbiamo parlato in questi anni, nulla è cambiato, lo dice la Presidente Marini del Corte d'Appello di Venezia. Bene, vaccini, sono 260.000 le dosi di AstraZeneca che arriveranno tra i 18 e i 55 anni, si blocca invece la convocazione dei 75 anni, perché tra l'altro arrivano ancora una volta meno dosi, in questo caso di Moderna, e dal 22 febbraio doveva cominciare con nuove dosi con i 75 anni in contemporanea agli 80 anni per quanto riguarda la vaccinazione. Il risultato è che si blocca, fermate le lettere, si blocca la convocazione dopo il vertice di ieri con Arcuri, perché per il Veneto più degli altri arriva tra l'altro un taglio del 28% di vaccini Moderna. Questa è la situazione. Bene, cosa dice il presidente della provincia di Padova? Buongiorno Bui, le notizie del mattino sono solo quelle di Avarino, no, per carità. Ciao a tutti, buona giornata, ci vediamo sul sito ferdinandoavarino.it e più tardi probabilmente facciamo un'analisi in diretta ancora qui con qualche politico per capire che cosa succede di queste consultazioni, se non trova la maggioranza, se si spacca perché Di Battista si prende alcuni parlamentari e quanto trema Conte, all'ipotesi ovviamente che il premier europeista che troveranno mettere d'accordo forse più persone sia un altro nome e non più il suo. Ciao, buona giornata.